Autovelox 439 regolari, resta il nodo omologazione, basta, serve una norma. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, notizia che troviamo nell'edizione di oggi del Corriere delle Alpi a pagina 2, completato il censimento ma non risolve il conflitto con la Cassazione. Rapicavoli di ANCI, perché non si interviene, non è serio continuare così. L'articolo è di Rocco Currado. Il grande censimento nazionale degli autovelox è completato, ma il cuore del problema resta per ora intatto, tanto che ANCI chiede urgentemente una norma che disciplini la materia. In Veneto gli occhi elettronici legittimi che vigilano sulla velocità sono 427, ai quali si aggiungono 12 tutor installati lungo la rete autostradale. L'elenco ufficiale è ora consultabile da tutti sulla piattaforma digitale del Ministero dei Trasporti www.velox.mit.gov.it/dispositivi, dove entro ieri tutti i comuni e la polizia stradale hanno dovuto registrare ogni dispositivo presente sul proprio territorio. Se il Velox non compare nella lista, allora l'eventuale multa è nulla. L'obiettivo dichiarato dal Ministero attraverso questo censimento era duplice: aumentare la trasparenza e fare ordine in un settore da anni al centro di polemiche per i presunti usi di cassa degli autovelox. Per legge è stato imposto il censimento, che diventa condizione di legittimità per l'utilizzo degli apparecchi, spiega Carlo Rapicavoli, direttore di ANCI Veneto. E vediamo in questo scatto, in questa immagine, in questa cartina, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, la mappa degli autovelox in provincia di Belluno. In questo caso sono 17, in provincia di Treviso 56, Vicenza 69, Verona 59, Padova 100, Rovigo 57, Venezia 72. Ma concentriamoci appunto sulla provincia di Belluno. Nel bellunese attivi 17 dispositivi, resta in azione quello sul Giao, anche Setteville al via libera. I comuni sono necessari per ridurre gli incidenti mortali dovuti anche agli animali. L'articolo di Francesco Dalmas. Sono 17 i velox che il Ministero delle Infrastrutture ha autorizzato in provincia di Belluno a comuni e unioni montane, strumenti pronti all'uso non appena scatterà l'omologazione. In verità sul territorio ne sono attivi altri 5 piazzati lungo l'autostrada A27, la somma dunque sarebbe di 23. Ma scendiamo nel dettaglio, comune per comune. Belluno capoluogo ha iscritto alla mappa del Ministero un telelaser, lo strumento adoperato dalla polizia locale per misurare la velocità, o meglio i suoi eccessi, mentre un rilevatore di velocità sempre nel capoluogo non appare nella lista delle autorizzazioni. Resterà quindi spento il Velox lungo la strada provinciale 1 tra la città e Levego. 2 di questi strumenti compaiono invece a Limana, per i quali l'amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione ministeriale. Sono più che soddisfatto, dice Paolo Frena, sindaco di Colle Santa Lucia, che continuerà a tenere attivo l'autovelox così tanto discusso sul Passo Giao, facendo fioccare le multe, cifre da record, mentre ne ha un secondo sulla strada per Selva di Cadore. La soddisfazione deriva dal fatto che il problema sollevato a suo tempo con vigore ha portato il Ministero dei Trasporti almeno a un primo chiarimento. Adesso attendiamo il secondo, quello relativo alla omologazione. Nel vicino comune di Val di Zoldo sono stati autorizzati un telelaser e un autovelox fisso. C'è l'esigenza di utilizzare i 2 strumenti il più rapidamente possibile, ma abbiamo ancora le mani legate, protesta il sindaco Camillo De Pellegrin, perché devono essere appunto omologati. Ma dove sono presenti appunto questi 17 dispositivi? Ecco la mappa che indica il loro posizionamento, che per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube potete anche guardarla. A Belluno un telelaser, Comunità Montana Belluno un Evo, Comune di Longarone un Velox portatile, l'Unione Montana Alpago un telelaser e un autovelox, il Comune di Limana un GTG e un Traffi Patrof, il Comune di Ponte nelle Alpi ha un telelaser, il Comune di Arsier 2 autovelox, il Comune di Sedico un Gazzo G-Enves Evo e il comune di Colle Santa Lucia invece ha 2 Enves Revio MDV 1605, il comune di Val di Zoldo una Trucam HD e un C2 e ancora il comune di Setteville 2 Red Soed Evo T. Scusate per tutte queste etichette, ma di certo nel sito che vi abbiamo letto poc'anzi troverete appunto la collocazione specifica di dove sono presenti questi autovelox. Questa quindi è la notizia che apre l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Diamo uno sguardo anche a tutti i richiami presenti sempre sulla prima pagina del quotidiano bellunese. Lo avete visto in primo piano ovviamente gli autovelox, ecco dove sono. E ancora altri richiami: la decisione, eredi del vecchio, nuove tensioni, Rocco Basilico lascia Luxottica. Rocco Basilico, uno degli eredi di Del Vecchio, lascia il suo ruolo di Chief Wearables Officer del gigante degli occhiali. L'approfondimento di Neri lo troverete
troverete a pagina 10. Longarone Fiere, gelato, migliaia di persone all'apertura della mostra. Ieri ha aperto i battenti MIG Experience, ossia la rinnovata mostra internazionale del gelato. Il patto con Rimini funziona, l'approfondimento a pagina 19. Nelle cronache invece un lutto che colpisce la comunità di Borgo Valbelluna, maestra stroncata da un infarto a 56 anni, infarto fatale sabato per Cinzia Pison, maestra delle elementari di Lentiai. La sua morte ha lasciato senza parole tutta la comunità di Borgo Valbelluna. La donna aveva 56 anni ed era originaria di Ponte nelle Alpi. L'approfondimento di Cristina Contento a pagina 20. Caro vita, bar e ristoranti, spesa in calo, i bellunesi tirano la cinghia, non solo prodotti alimentari e bollette, l'inflazione abbattutasi sulle famiglie bellunesi porta con sé rincari anche per curarsi, andare a cena al ristorante e fare colazione al bar, e infatti si registra un calo dei consumi. L'approfondimento di Paola Dallanese a pagina 17. La foto di copertina invece ci porta a Cortina. L'infrastruttura sarà strategica per le gare di sci femminile che si svolgeranno sulle Tofane. Giochi, la nuova cabinovia Ista pronta per il collaudo. Un'immagine della cabinovia Ista rifatta di sana pianta per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. L'approfondimento di Michielli a pagina 14. Calcio, Serie C, Dolomiti un pari che non sblocca, l'approfondimento da pagina 26 a pagina 27. E ancora il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 68 giorni alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Questi richiami sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso invece alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda la politica bellunese. Belluno rischia di perdere l'assessore. Nel totonomi della nuova giunta Stefani, in caro le quotazioni di bond, Caligaro possibile sorpresa, dal ben il Jolly. La Giunta del Veneto prenderà forma nelle stanze romane. Nei prossimi giorni Alberto Stefani, neoeletto governatore, si vedrà con Giorgia Meloni e insieme decideranno la composizione. A quel tavolo non dovrebbe esserci Luca De Carlo, sempre meno coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, e questa è una delle variabili in gioco, con Belluno che potrebbe perdere l'assessore. Dario Bondi infatti da mister preferenze potrebbe non essere promosso ad assessore se passa la linea di Fratelli d'Italia della corrente avversa a De Carlo, oppure potrebbe rimanere semplicemente consigliere per far spazio a Silvia Caligaro, prima dei non eletti, che potrebbe entrare a Palazzo Balbi come quota rosa, se è vero che a Fratelli d'Italia Stefani ha consegnato l'onere di individuare le donne della giunta. Oppure, ipotesi sempre più concreta, il bellunese acquisito potrebbe essere il commissario URSL Giuseppe Dalben. L'approfondimento di Dalmiano Tormen lo troverete a pagina 2. La foto di copertina ci porta a Longarone. Ieri l'inaugurazione di MIG Experience 2025, il gelato artigianale si mette in mostra, al via la mostra dedicata al gelato con un format nuovo. L'approfondimento di Alessia Dallò a pagina 2. Da oggi le 141.000 tredicesime, ma in tasca resta poco. È in arrivo la tredicesima per 141.766 fra lavoratori dipendenti e pensionati in provincia di Belluno, ma nelle tasche resterà ben poco per i regali di Natale, che si stimano ridotti di un terzo rispetto a 10 anni fa. Doveva essere una boccata d'ossigeno per i pensionati, 62.293 in provincia, e i lavoratori dipendenti, 79.473, ma la somma che verrà erogata da oggi per la prima categoria e dentro Natale per la seconda va in parte a compensare le spese che solitamente si concentrano a fine anno, IRPEF e IMU su tutte. La gratifica natalizia non premierà solo i pensionati lavoratori, ma rappresenterà un significativo introito anche per l'erario. L'approfondimento di Fontanive vi aspetta a pagina 3. Anche il Gazzettino di Belluno dedica un richiamo sulla prima pagina alla scomparsa di Cinzia, della maestra Cinzia Pison. Lentiai in lutto per la maestra Pison, scomparsa per malattia a soli 56 anni. Si è spento a soli 56 anni il dolce sorriso della maestra Cinzia. Tutti a Lentiai la conoscevano così perché Cinzia Pison ha dedicato tutta la sua vita ad insegnare a generazioni di piccoli bambini un modo tutto suo che l'ha sempre fatta apprezzare dalle famiglie ed amare dai suoi alunni. L'approfondimento di Scarton a pagina 7. Cortina, pista Monti, promozione a pieni voti dallo slittino. Prosegue l'attività sulla pista Eugenio Monti di Cortina dopo la Coppa del Mondo di Skeleton e Bob, dopo le gare internazionali di slittino. Da martedì 2 a venerdì 5 dicembre proseguirà la preparazione di un gruppo di slittinisti italiani, una dozzina di atleti, con il direttore tecnico Armin Zöggeler. Ieri si è corsa la gara di singolo maschile con la vittoria dell'austriaco Johannes Müller davanti a Lettone Christers a Pardios. L'approfondimento di Dibona vi aspetta a pagina 8.
E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Dolomiti senza acuti, con la Giana finisce 0-0, a Fontana Fredda poche emozioni e ancora meno tiri. Dopo Arzignano, la Dolomiti bellunesi non va oltre il pareggio neppure contro la Giana Erminio in una gara spenta e avara di emozioni, probabilmente più vive sul piano delle intenzioni che delle reali occasioni. Finisce 0-0 all'Omero Tognone e ne esce un punto a testa che lascia i dolomitici sempre al 16° posto a quota 15, appena dietro la zona play-out. Una posizione che avrà un'altra chance di essere ritoccata tra un paio di giorni nel recupero di mercoledì 3 dicembre, sempre a Fontana Fredda contro l'Inter Under 23, ore 18:30. Rispetto alla sfida in terra vicentina, Bonatti cambia tra i pedine allo scacchiere, davanti a Consiglio torna Mondonico al centro della difesa al posto di Milesi. In mezzo al campo fuori Alcides e Agosti per Brugnolo e Costalter, che alla prima da titolare si riprende la fascia da capitano. Pochissime, si diceva, le occasioni da rete, la migliore è capitata sui piedi di Mignanelli, che però al 23° ha sparato sul portiere in uscita. L'approfondimento di Lazzarin da pagina 12 a pagina 13. E sempre dal calcio bellunese, prima sconfitta per il Cavarzano che resta primo e il Borgo ora è terzo. Il Cava cade a Mansuet contro il Porto e deve fare i conti con il primo capo stagionale, ma la prestazione dei ragazzi di Partelli è stata comunque di buon livello. Bene invece il Borgo Valbelluna che, battendo pura fatica il Vittorio Falmec, vola al terzo posto. Gli approfondimenti da pagina 14 a pagina 15. Ancora sport sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Elia Barpi in forma quasi olimpica, ottimo 10° posto nella 20 km di Coppa del Mondo. L'approfondimento di Tavosanis a pagina 11. Sempre a pagina 11, biathlon, staffetta ancora sul podio con una Vitozzi, così si può sognare. E a pagina 11, sempre Lazzarini firma il seguente articolo sportivo: pallavolo, dopo il brutto KO in Sardegna siamo tutti in discussione. Belluno Volley ancora una volta debole con le deboli, mentre con le rivali alla promozione finora ha sempre vinto. L'avviso del DS Carniel. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.